Ciao ragazze e ragazzi, c'è posta per te. Questa è la storia di Gianluca. Lui ha mandato all'aria il suo matrimonio dopo 10 anni. In questi anni ha avuto 2 scappatelle e la moglie lo ha perdonato. Ma l'errore più grande è stato quando si è innamorato di una 19enne. Perde la testa per questa ragazza al punto di lasciare la moglie. Lui si prende cura di lei, fanno i viaggi insieme, gli paga la patente, ma successivamente l'ex moglie lo mette in guardia sulla ragazzina e lui scopre che sta con lui solo per i suoi soldi. E ancora una volta riesce a farsi perdonare dalla moglie. Fanno un viaggio insieme per cercare di ricucire il loro rapporto, ma tornati dal viaggio la 19enne lo chiama e lui ci ricasca di nuovo e va via di casa. Adesso si rivolge a Maria perché gli manca tutto della moglie e vuole tornare con lei. Ecco la moglie in studio, si commuove dopo aver visto il loro video. Quando lo vede, poi ripercorre la sofferenza che lui gli ha fatto provare in questi anni. Maria le dice di lasciar perdere il passato e di concentrarsi su ricominciare di nuovo. Le sue paure sono tante, ha paura che arrivi un'altra donna e che lui la lasci nuovamente, ma nonostante questo gli dà fiducia e apre la busta. Che storia ragazzi, mi viene solo da dire una cosa, che il coraggio, il cuore e l'amore di questa donna è davvero immenso. Commentate pure questa storia e adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!